Castelfranco il suo paese, Udine la città dei trionfi che lo ha consacrato come allenatore vincente, 2 luoghi uniti da mister Francesco Guidolin. Ora il suo nome è legato al dopo Prandelli, la nazionale da rifare, il movimento da ricostruire e il tecnico trevigiano è uno degli indicati alla rinascita degli azzurri. Rinasce volentieri anche con lui, perché è una persona che proprio ci porterà in alte posizioni, non come adesso. Secondo me sì, perché è una persona molto strategica sotto l'aspetto, è molto vicino alla gente, è molto umile, di conseguenza è una persona che sicuramente sa tenere il gruppo unito. Insomma, i suoi compaesani di Castelfranco credono in lui come prossimo CT dell'Italia e gli augurano di arrivarci. Io penso che Guidolin sia una persona seria e capace. I risultati che ha dato, l'esperienza che ha acquisito, secondo me meriterebbe di concludere proprio la sua carriera come allenatore della nazionale. Lo stimo molto e credo che abbia le qualità per poterlo fare. Mi auguro che venga scelto lui. Anche da Udine una spinta verso l'azzurro per il tecnico che ha portato l'Udinese per 3 volte negli ultimi 4 anni in Europa. Tutta la vita Guidolin, qualsiasi club nazionale, qualsiasi posto mi andrebbe bene. Guidolin ha un curriculum che può allenare, ma non anche un'altra nazionale, se non era l'Italia va sicuro in quella nazionale europea. Per me è una bravissima persona. Eppure lui, Guidolin, il 20 maggio aveva dato l'arrivederci a Udine. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di supervisore dei giocatori delle 3 società dei Pozzo, Udinese, Watford e Granada. Resto qui, aveva detto nel corso di una commossa conferenza stampa. È un bel giorno perché come ho sempre detto e come ho sempre pensato e come ho sempre desiderato, rimango qui, rimango in famiglia, rimango in Friuli, rimango in questa terra. Ora però di fronte alla chiamata in azzurro potrebbe ripensarci, tra chi è convinto possa fare benissimo anche da CT e chi invece è un po' scettico. Lo meriterebbe, anche se forse è un po' stressante, poi la nazionale gli dà ben poco tempo per lavorare. Io non lo vedo. Piuttosto che stia fuori preferirei averlo, ma perlomeno lo vedo in nazionale, che ha grandi doti questo personaggio, sappiamo quello che ci ha dato, no? Soprattutto i giovani.